Alessandra, allora, benvenuta. Benvenuto a te e buonasera a tutti. Allora, io ti sto presentando, appunto, dicevo che tu sei un soprano, sei un insegnante di canto e sei blogger di musica amore. Vorrei che parlassimo di tutte queste cose. Tanto per cominciare, dicevo che appunto tu hai lavorato per tanti anni al coro dell'Ente Lirico di Cagliari, e Sì. quindi ecco, parliamo un po' della tua formazione, così ti conosciamo, e poi andremo avanti perché ho tante curiosità da Certo, chiederti. certo. Dunque io sono un soprano, appunto sono laureata in canto lirico e per più di 30 anni ho cantato nel teatro della mia città, una delle 14 fondazioni liriche riconosciute e stabili, diciamo, d'Italia, e ho avuto anche il piacere di potermi esibire, dividere il palcoscenico con grandissimi artisti come Carla Fracci, come Katia Ricciarelli, soltanto per dirne così due, ma sono andata in pensione un po' prima, diciamo, insomma non avevo ancora 60 anni e ho pensato che fosse importante che tutte queste esperienze che ho fatto in palcoscenico potessi in qualche modo trasmetterle anche alla nuova generazione. E questo anche attraverso diciamo, l'insegnamento del canto che io ho sempre praticato, ma che ho potuto riprendere, avendo più tempo, a pieno ritmo in una scuola privata. Quindi all'interno di questa scuola ho potuto formare dei giovani in modo che si potesse portare la musica non solo in teatro come l'ho portata io per tanto tempo, ma anche attraverso altri canali e soprattutto attraverso un altro tipo di pubblico, che è il pubblico, diciamo, forse un po' penalizzato, quello che è fatto di persone molto anziane, di giovani con disabilità, di ospedali, ecco, anche spostare l'ambientazione di quella che è la musica lirica, ma anche la musica in generale, perché io insegno anche canto moderno. Quindi, insomma, un po' queste sono le cose, le attività che io faccio, ecco, Sì, una volta diciamo che la andata in musica lirica pensione. è un po' una musica di nicchia, ecco, purtroppo il E grande pubblico non si l'apprezza dice, talvolta in maniera ingiusta. In realtà, diciamo che forse si dovrebbe cominciare da piccole cose, perché poi l'appetito viene mangiando. Diciamo che magari certo, se si vede un'intera opera può accadere che insomma esatto. risulti un po' pesante, però se si comincia da delle arie, tra l'altro ci sono alcune che sono anche molto famose, in realtà piano piano Esatto. appunto si potrebbe anche imparare ad apprezzarle. Poi c'è un linguaggio davvero stupendo, di una poesia molto forte, quindi vale davvero la pena avvicinarsi a questo mondo Sì. invece. Sì, no, ma devo dirti che un po' questo chi non frequenta proprio con assiduità il teatro lo pensa. Mi senti? Perché Sì, ogni sì, ti tanto... sento, ti sento. In realtà il teatro lirico, ma non solo il teatro lirico di Cagliari, ma tutti i teatri lirici, hanno delle attività parallele per i giovanissimi. Per cui la lirica già da tantissimi anni arriva anche nelle scuole in maniera semplice, chiaramente scegliendo un repertorio adatto ai bambini, addirittura ai bambini della scuola materna. All'interno del teatro lirico, periodicamente, grazie a alcuni musicisti che hanno scelto di fare questo, la musica lirica viene portata anche ai bambini piccoli attraverso dei giochi, attraverso delle piccole cose del teatro lirico semplice, da Mozart, ma per dire tanti musicisti che hanno scritto proprio per i ragazzi, no? E quindi i bambini, tantissimi ragazzini che hanno iniziato nelle scuole medie, nelle scuole elementari, poi li abbiamo ritrovati al conservatorio e poi anche a frequentare le stagioni liriche con tanto di abbonamento con i loro genitori, per dire. Ecco, cioè, da questo punto di vista è cambiato molto. Io attraverso i miei allievi lo porto anche nei posti non convenzionali, cioè abbiamo fatto con io ho formato un gruppo, si chiamano i Musica Amore Artist, che prendono nome anche dal mio blog, e abbiamo fatto concerti anche che so alla stazione metropolitana di Cagliari, dove abbiamo avvicinato persone che non avevano neanche mai idea di che cosa fosse l'opera, ma erano a bocca aperta di sentire da vicino queste voci così particolari, no? Dove io spiegavo che le voci liriche hanno questa impostazione perché possono arrivare lontano, non solo non col microfono, ma possano raggiungere una platea anche di 2000 persone senza bisogno del microfono. Ecco perché questa impostazione, no? Quindi questa è un po' la mia, diciamo, il mio percorso dopo la pensione.
collaboro sempre in qualche modo col teatro, perché attraverso il mio blog Musica Amore, che è iniziato in forma diaristica e quindi raccontando giorno per giorno la mia attività teatrale e facendo conoscere a un pubblico così diverso che è anche quello del web che cosa è il mondo del teatro lirico e il mio lavoro, no? E quindi ho descritto nei particolari. Adesso che sono in pensione continuo a pubblicizzare gli eventi e anche questi che faccio io, no? Anche queste serate che organizzo per tante persone. E questo progetto di Lirica per Tutti davvero è molto molto interessante, ti faccio i complimenti, è molto bello, davvero vale la pena approfondire ancora. Io so che tra l'altro tu hai anche formato un quartetto di cantanti, vi siete esibiti nelle case di riposo. Sì, sì, esatto, appunto, i Musica Amore Artist, i quali appunto sono soprani, sono allievi che di volta in volta si mettono a disposizione e organizziamo concerti in tante case di riposo. Avevamo tanti progetti prima del lockdown, veramente tanti, e uno proprio era in prossimità della chiusura, e dove appunto ci sono piccoli circoli di anziani, ma anche di persone, proprio case di riposo dove ci sono anche persone con grosse disabilità che mai si potrebbero muovere, e facciamo passare così qualche oretta anche fra una chiacchierata e l'altra con qualche romanza famosa della loro giovinezza. Ho anche degli allievi che per esempio cantano la musica degli anni 30 e degli anni 40, quella musica della guerra, e questo piace tantissimo perché vedere queste persone spente che improvvisamente si illuminano e cantano con noi quelle canzoni è bellissimo, è veramente una grande... Raccontaci cosa provi, Alessandra, in questi momenti. Molta emozione, devo dire, molta emozione. Sono contenta che i giovani che mi seguono, perché appunto vedono per la prima volta, si trovano anche in certi ambienti, rivedono i loro nonni, rivedono i loro zii anziani, rivedono persone che ma forse non neanche sanno quello che si può provare all'interno di questa solitudine, che non è solo la visita del parente, ma è poi passare le giornate sempre uguali, no? E invece aspettare, ecco, quando io arrivo e mi vedono, mi dicono cosa ci hai portato? Abbiamo uno spettacolo, chi c'è oggi? E ho portato ballerini, oltre al canto ho portato anche ballerini, ho portato attori, e questo è una gioia infinita, davvero. Questa è una bellissima testimonianza, mi piace il modo che hai di affrontare la cosa. Secondo te cosa si può fare per incentivare ancora di più la lirica? Avete degli aiuti? Pensi che le progettualità anche che vengono presentate si riesce a trovare spazio affinché la lirica possa avere ancora un ruolo più importante di quello che ha? Guarda, il teatro lirico fa tantissimo, devo dire, anche il teatro lirico nei limiti degli spazi, perché il teatro, insomma, c'è l'orchestra, c'è un coro, ci sono tanti solisti e non sempre ci sono le strutture per poter portare la musica in blocco, dice, fare anche la musica lirica anche teatralmente, diciamo. Quindi ci sono delle piccole formazioni, il teatro lo fa questo lavoro, ma noi come privati non abbiamo nessun fondo, perché io lo faccio veramente col cuore, lo faccio gratuitamente, anzi qualche concerto ho messo le mani anche nelle mie tasche, ma questo perché erano necessarie certe cose, ma altrimenti veramente i ragazzi lo fanno col cuore. Non vogliono niente in cambio. Se ci fossero dei fondi, tanto meglio, si potrebbe organizzare di più di quello che già facciamo. Sì, penso agli istituti scolastici, per esempio, che magari a volte propongono dei laboratori, propongono delle attività comunque extrascolastiche, pomeridiane, e magari ecco, affrontare un po' questa lirica che sembra un po' vecchia, un po' datata, quando in realtà ha un potenziale molto, molto forte. Sì, poi la lirica è emozionale, c'è tantissimo, qualunque frase ha un trasporto emotivo, per cui studiarla può aiutare anche a trovare delle connessioni, no, emozionali rispetto a quello che si sta sentendo. Certo, io ti posso dire una cosa. Allora, tra le tante attività che ho intrapreso dopo la pensione, ne ho una in particolare, e sono la presentazione delle opere liriche a delle persone con disabilità mentali, ma non solo, anche che vengono da percorsi di dipendenza di vario genere. Questa attività comprende la presentazione delle opere in cartellone nella stagione lirica in corso
in una maniera semplice. Allora mi hanno invitato e all'inizio c'erano 3-4 pazienti dove io spiegavo l'opera, ma attraverso come l'ho vissuta io, quindi anche l'opera, diciamo tutto quello che è dietro le quinte, no? Un po' quello che io descrivo anche nel mio blog, che so i costumi di scena, il trucco, l'incontro con i cantanti, col direttore, le prove generali, tutto raccontato in una maniera molto semplice, tanto da incuriosire il paziente che avevo davanti. Ho iniziato con poco, ogni riunione, a ogni conferenza ce n'era sempre qualcuno nuovo, al punto che hanno sentito l'esigenza di farsi l'abbonamento, non me lo sarei mai aspettato, allora hanno fatto un bel gruppo e al teatro ci sono le prove generali, l'abbonamento per le prove generali, e questo gruppo di ragazzi con grossi problemi psicologici e psichiatrici hanno accettato di andare a vedere le opere che io presentavo e ho notato un grande entusiasmo perché avendoli preparati loro hanno potuto vedere l'opera non solo ascoltando i testi, vedendo la scenografia, ma anche capendo che so l'effetto scenico oppure quel costume, quella determinata cosa in quel momento, cioè io interessati. La volta successiva, la conferenza successiva, facevamo anche dei dibattiti dove venivano fuori anche delle cose molto simpatiche e questo è stato bellissimo vedere come gli abbonati di questa della ASL stavano sempre aumentando. Eravamo a un bel punto e anche quello l'abbiamo dovuto interrompere purtroppo. Vabbè, ma io mi auguro che invece riusciate a recuperarlo. Tra l'altro adesso io mentre tu parli immagino, no, il sipario, quando si apre il sipario, queste grandi scenografie, davvero si entra in un mondo, si apre il telo e si è trasportati in un'altra dimensione. E pensavo anche all'idea che di fatto la musica lirica è cantata da personaggi, per cui c'è sempre anche un aspetto psicologico dietro, momenti particolari anche delle varie vicende che vengono raccontate. Molta storia, geografia. C'è molta storia, sì, geografia. Per cui davvero può diventare un percorso educativo ampio. Infatti ricco. con i ragazzi si fa questo, con le scuole il teatro fa proprio questo, i professori, gli insegnanti di musica presentano anche dal punto di vista storico, dal punto di vista geografico e poi anche l'ambientazione, quindi i costumi di scena, perché di un certo tipo, i trucchi come le parrucche, tutto inserito e la lirica è una fonte culturale immensa. E anche sì, che tra l'altro non è vero che è datata. Adesso mi permetto di parlare di Re 5, per esempio, dove spesso vediamo degli allestimenti anche moderni, contemporanei, perché poi la storia dell'uomo si ripete, per cui talvolta riscoprire anche la lirica può diventare una bella operazione. Sì, grazie a dei registi geniali che riescono anche a rinnovare un po' quelle che sono le regie tradizionali, ma portarle ai tempi nostri, quindi per far capire meglio certe cose che un po' forse nel vecchio stampo si perdono. Quindi, Alessandra, ti chiedo ancora, come ti è nata l'idea di fare un blog? Allora, l'idea di un blog è nata un po' come, appunto, come ti dicevo prima, in forma diaristica, cioè dicevo faccio questo lavoro che poca gente conosce e invece posso farlo raccontando di giorno in giorno quella che è la mia attività, ma proprio raccontandola nei dettagli, quindi entrando in sala coro, prendendo lo spartito. Dietro c'è una grandissima generosità e anche una voglia di aprirsi comunque. Certo, però questo è stato poi come una sorta di piccola enciclopedia. Mi hanno scritto tantissime persone dicendomi io non sapevo questo, perché poi ovviamente non è che scrivo solo, io ho documentato anche questo, che so, il cambio di scena, valorizzare che so, i tecnici dietro le quinte, il lavoro che c'è dietro le quinte, il momento in cui c'è un cambio di scena, il direttore di palcoscenico, i maestri collaboratori, gli schermi, i cambi di costume veloci, no, per dirti particolari, tutte queste cose che il pubblico non vede, io li ho documentate anche con video. Avevo sempre appresso la mia videocamera, anche quando c'era l'analogico, ancora non c'erano i video. Io su YouTube ho il mio canale, quindi si trova un po' tutto questo. Dopodiché, una volta lasciato, diciamo, l'attività
l'attività, il blog è diventato anche un vero e proprio giornale di informazione, è cambiato, è diventato autonomo, prima dipendevo da Tiscali, adesso sono proprio autonoma, per cui c'è l'informazione continua sempre per quello che riguarda i teatri, non solo quello di Cagliari, ma un po' tutti i teatri d'Italia, mi conoscono, ci siamo incontrati, e quindi racconto e concorsi, tutte le attività. Ovviamente non solo teatro, ma musica e arti in generale a questo punto, perché la lirica comprende anche la scenografia, quindi l'arte pittorica, la danza. Ecco, io ho documentato tutte queste cose. E il blog ancora oggi è così. E anche ci puoi dare proprio le indicazioni per trovare il tuo blog? Sì, ma guarda, è facilissimo, basta digitare Musica Amore Blog, non c'è niente, sì, è www.musicamoreblog.it. E lo cercheremo. Ma Musica Amore Blog ti porta direttamente al mio blog, che adesso siamo a quasi 12 milioni di visualizzazioni. Io ti ringrazio per questo bel intervento, Alessandra, davvero, mi auguro che sia passato. Oggi parliamo di musica, tra l'altro a 360 gradi, abbiamo parlato di gong, e parleremo di musicoterapia, abbiamo parlato di comunicazione non verbale berenzoniana, per cui è un grande arricchimento. Sono sicuro che gli appassionati di musica apprezzeranno tutti questi interventi, e il tuo sicuramente sulla lirica, tra l'altro la lirica aperta, accessibile veramente a tutti, è qualcosa di straordinario. Ti ringrazio davvero di essere stata con noi, ti seguiremo nel tuo blog. Grazie, io ringrazio voi. A presto, ciao. Buona ciao, serata, ciao.